Una nuova bomba di mercato ha appena scosso Napoli e promette di movimentare l'inizio del 2026. Siamo tornati con un aggiornamento bollente direttamente dai retroscena del Napoli, portandovi tutti i dettagli sulla nuova strategia di Giovanni Manna e Antonio Conte per rinforzare il centrocampo azzurro. Ma prima di entrare nel vivo di questa notizia esclusiva, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che arriva adesso potrebbe cambiare completamente la dinamica della squadra nelle prossime settimane. Cuore blu simbolo di alta tensione. Con l'avvicinarsi della Coppa d'Africa, il Napoli si prepara a perdere uno dei suoi pilastri più affidabili, Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, fondamentale nello schema di Conte, sarà assente tra dicembre e gennaio. E ciò ha scatenato una corsa interna per trovare il sostituto ideale. Secondo informazioni esclusive di areanapoli.it, il nome più caldo sul taccuino azzurro è quello del giovane francese Arthur Atta, attualmente protagonista con la maglia dell'Udinese. Nato a Reni il 14 gennaio 2003, Arthur Atta è un centrocampista di appena 22 anni, ma sta già attirando l'attenzione di tutta la Serie A. Acquistato dal club friulano dal Metz per circa 8 milioni di euro, si è rapidamente imposto come una delle rivelazioni del campionato. Fisicamente imponente, 1,89 metri di altezza, e dotato di un gioco moderno, capace di proteggere la difesa, impostare l'azione e inserirsi in avanti con qualità. Atta è diventato il cuore dell'Udinese in questa stagione. Fonti vicine a Castel Volturno rivelano che Giovanni Manna monitora il giocatore da diverse settimane e lo considera il sostituto perfetto di Anguissa durante il torneo continentale. Ma non solo, c'è chi vede in Atta un investimento a lungo termine, un profilo in grado di giocarsi un posto da titolare anche dopo il ritorno del camerunese. Antonio Conte, dal canto suo, avrebbe già dato il via libera alle valutazioni sul giocatore, colpito dalla sua solidità tattica, dall'aggressività difensiva e dalla capacità di gestire il pallone anche sotto pressione. Nei retroscena si vocifera che Aurelio De Laurentiis consideri l'operazione un'opportunità strategica. Con l'avvicinarsi del mercato invernale, il presidente vuole muoversi in fretta per evitare che il prezzo del giocatore, già in crescita nelle ultime settimane, aumenti ulteriormente. Il piano sarebbe quello di proporre un prestito con diritto di riscatto, una formula che il Napoli ha già utilizzato con successo per ridurre i rischi e valutare il rendimento del giocatore, prima di un investimento definitivo. Va ricordato che Arthur Atta ha già attirato l'interesse internazionale, con sondaggi provenienti da Inghilterra e Germania. Tuttavia, la possibilità di lavorare sotto la guida di Antonio Conte e di competere in un club campione d'Italia potrebbe essere un fattore decisivo. Inoltre, Napoli offre l'ambiente ideale per la crescita dei giovani talenti, con infrastrutture di alto livello e un progetto tecnico solido e ambizioso. La tifoseria partenopea, naturalmente, è già in fermento per questa possibilità. Atta sarebbe l'ennesimo nome giovane e promettente ad arricchire la rosa di Conte, che sta dimostrando grande maestria nel bilanciare esperienza e gioventù, con De Bruyne a orchestrare il centrocampo e Giroud a guidare l'attacco. L'arrivo del francese potrebbe aggiungere fisicità, intensità e profondità al reparto più strategico dello schema del tecnico salentino. Indice che punta a destra e adesso tocca a voi, tifosi del Napoli. Cosa ne pensate del possibile arrivo di Arthur Atta come sostituto di Zambo Anguissa? Credete che sia la scelta giusta per mantenere il ritmo e la forza del centrocampo durante l'assenza del camerunese? Scrivetelo nei commenti e lasciate un super thanks per sostenere il canale e mostrare l'orgoglio di far parte della tifoseria azzurra più appassionata d'Italia. Cuore blu fuoco.